Buonasera, ben ritrovati a Terzo Tempo. Sarà una puntata davvero ricca di argomenti. Restate con noi, andremo dalla Serie D con la crisi del Cernis Muzzane, un'altra crisi da analizzare, fino alla prima categoria con il ritorno in panchina di Franco Martin all'Union Pasiano. Nel mezzo tanta eccellenza, in studio il presidente Pattaro parlerà di questa LME protagonista che tanti indicano come la vera favorita in categoria. Poi parleremo della Juventina che crolla in campionato ma domani torna in campo per la Coppa. E poi le nostre rubriche, tantissime immagini, tanti argomenti pronti per discutere. Riassunto di giornata e partiamo. Sigla. Sfuma così la vittoria del Brian Legnano, che esce comunque tra gli applausi. Bisogna un attimino fare il mea culpa, e in questo momento qua non abbiamo fatto una bella figura. È un Cernis che sembra totalmente scollegato dal campionato. Può fare festa invece con i suoi tifosi, l'UFM che vince ancora. Vediamo cos'è successo a Tamai. E poi siccome c'è la terza, che è il Pordenone, che sta arrivando, che ha tanti giocatori esperti. Oggi è stata una bella vittoria a Tolmezzo. Con Moroso dall'inizio sarebbe stata un'altra storia. Parlano i numeri. Avendo cominciato, dico sempre, 2 mesi dopo il campionato la stiamo pagando. Se una squadra doveva vincerla eravamo noi, quindi un po' dispiace. Ma se noi diciamo che il Fiume è una delusione, cosa mi rispondi? Ci può stare, nel senso, non ti dico da prime 5. Detto questo, essere decimi a 12 punti dal Tamai, dal Muggia, no. Sono buonissimi punti, media superiore all'andata. Sono sicuro che faremo un grande campionato. Occhio al Deportivo, 38 punti, quarto. Il Deportivo è sicuramente la grande sorpresa di questo campionato. Prima il Vigo Novo ha battuto, guardate le immagini, il Pasiano. Girone C, Ronchi che primo a 37 punti sorpassa la Maranese. Luca Trevisan, risultato di giornata per te? La vittoria dell'LME. Jacopo Puntin. Sì dai, LME è giusto, altro test superato. Nicola Salvador. Io dico il Fontana Fredda che va a pareggiare verso la fine a Gorizia. Elia Baruzzini. Io sarò ripetitivo, dico LME anch'io. LME. Dicono tutti LME che sta diventando la squadra sempre più nominata, e questa sera è protagonista anche nei nostri studi con il presidente Arduino Pattaro. Buonasera presidente. Buonasera a voi. E il direttore sportivo Alessio Battisti. Buonasera a tutti. Quale argomento scegliete? LME, credo. Va bene, LME. Ci sta, no? Dobbiamo parlare... Possiamo parlare dell'LME, anche se di fatto dovremmo fare un plauso a Mo Falcone che è in testa dalla prima partita del campionato. Poi assolutamente. Tutti parlano di tanti favoriti, ma il favorito per il momento è uno solo. Giusta precisazione subito, metterle così in chiaro, però è vero, è sempre quella la capolista, certo. È giusto nominarla. Battisti, che argomento? Sì, beh, anch'io ovviamente dico LME. Ci spiegherete tutto allora. Sì. Ben ritrovato a Davide Barlocco. Buonasera, buonasera. Paolo Sebastiani. Buonasera a tutti. Simone Fornasiere. Buonasera. I miei opinionisti cosa dicono, Simone? Bah, la Juventina secondo me sta diventando un ritorno alle origini, con queste rose corte, con questa fatica poi... Ci arriveremo. Seba. Anche la crisi del Carlino, insomma, bisogna parlare un attimino, no? Di questa crisi. LME. Allora andiamo con ordine, partiamo dalla Serie D. C'è Lignano che sorride e invece Carlino, Cernis Muzzane, in questo momento sicuramente non sorride più. Delude, no? Una brilla, l'altra delude. Con Alessandro Paolucci abbiamo analizzato questo alle 19:30 l'ennesima conferma del Brian Legnano con un accenno alla crisi del Cernis Muzzane. Servizio.
Il Brian Lignano si conferma protagonista con le grandi della Serie D ad un passo dalla vittoria col Treviso. È la gara che racchiude un po' quello che è il Brian Lignano. Siamo diventati sempre più una squadra matura, siamo credo una squadra matura di categoria, abbiamo giocato con un giovane in più, quindi sai, sono tante cose che si stanno mettendo a posto e siamo anche fiduciosi perché tanti dei ragazzi gran parte della rosa che c'è in questo momento qua sono con noi da tanti anni e sono stati i primi a dare segni di voler continuare questo percorso, quindi a noi ci fa piacere, vuol dire che il nostro ambiente è bello, sereno, permette di lavorare in modo tranquillo e poi penso che questi siano i risultati. La conferma di una bella stagione, di una squadra che gioca. Il Brian Lignano ha la qualità data dal suo mister Alessandro Moras, ma non solo, anche la serenità di un ambiente. Penso che tutto parta dalla società. Io credo che le fortune o le sfortune di alcune rose, di alcuni mister le facciano molto le società, perché penso che la testa sia la società e la società deve dare degli input, però poi deve lasciar lavorare. E se a Lignano si sorride, non lo stesso succede a Sevegliano, dove il Cernis Muzzane perde male e si apre una nuova crisi che rischia di macchiare un'altra stagione. È una crisi, È una crisi, sì. È una crisi seria, secondo me, perché è ingiustificata con la rosa che hanno. Collegato con noi mister Stefano De Agostini. Ciao Dea. Ciao, buonasera a tutti. Brilla il Brian Lignano, delude il Cernis Muzzane. Cosa scegli? Dove ti soffermi? Andrei sul Brian, totalmente sul Brian. Cosa aggiungi alle parole di Paolucci? Non possiamo fare altro che fargli complimenti. Ha ragione. Secondo me sono diventati una squadra matura. Adesso sono veramente dentro la categoria e lo stanno dimostrando domenica dopo domenica. Questo è un bel tema, Seba, una squadra matura in categoria, è già un risultato raggiunto in questo senso. Lignano, io l'ho visto giocare 2 volte, proprio si vede la mano dell'allenatore, si vede la società coesa, si vede, diciamo così, l'impronta proprio della squadra, no? Ormai affezionata a questo campionato difficile e loro veramente anche, diciamo, con un budget ristretto rispetto magari a chi li precede, fanno delle prestazioni ottime. Anche con il Treviso, con il gioco, con quella serenità che ha creato l'ambiente. C'è quel passaggio sulle società di Paolucci, vorrei proprio soffermarmi anche con un direttore sportivo in studio e un presidente, però Barlocco, vedevo che annuivi spesso. Certo. Paolucci secondo me è il valore aggiunto di questa squadra, perché è una squadra che, pur avendo cambiato tanti interpreti, continua a avere una sua fisionomia, un'identità molto marcata, come giustamente diceva Dea, e questo è un valore aggiunto. Allora, visto che fra poco dobbiamo parlare della crisi del Cernis Muzzane, vi chiederò per colpa di chi. Qua vi chiedo per merito di chi il Brian Lignano brilla. Buonasera. Moras, non ho un dubbio su questo. Non me ne voglia Barlocco, Paolucci, ma Moras è il valore aggiunto. Ottimo allenatore e non lo metto in dubbio, ma... Tu hai dato il merito al DS. Sì, bravo Moras, bravo Paolucci, ma io credo che sia brava la società, perché poi li ha scelti e quindi sta portando avanti un percorso, secondo me da qualche anno, che sta dando dei risultati importanti. L'unica cosa che mi è dispiaciuta domenica, che non sono riusciti a segnare il rigore al 90esimo, perché gli avrebbe dato una carica, secondo me, per fare una conclusione di campionato, secondo me molto al di là di quelli che pensavano loro all'inizio, secondo me. Può essere, sì, che è un peccato. Battisti. Sì, condivido. Il Brian poi in realtà viene da un percorso di tanti anni di lavoro fatto bene, già con Fabio Berti in precedenza, quando hanno vinto la promozione, hanno costruito un mattone alla volta e adesso, oltre ai protagonisti che avete citato voi, secondo me c'è una struttura organizzativa matura, oltre ad avere anche una struttura sportiva di un certo tipo, perché tra il campo di Precenico, il campo di Lignano, il sintetico, penso che tutto combaci la piazza di Lignano e tutto combaci quindi per avere le componenti ideali per fare una Serie D fatta bene. È ovvio, no? Che quando le cose funzionano, non funzionano, il merito e le colpe sono di tutti, perché è un insieme, no? Però se il gioco ci porta a dire chi in questo momento incide di più,
Seba, dove andresti? Ma io sono d'accordo col Presidente e secondo me è la società che fa la differenza sempre e comunque, perché sono i dirigenti quelli che scelgono gli uomini prima dei giocatori, e questa è una cosa importante perché Paolucci, oltre che essere stato un grande giocatore, è anche uno capace di calcio, insomma. E dopo c'è da dire anche la continuità che è stata data a un allenatore, perché stiamo parlando di un allenatore che vive la piazza e quindi società in toto da 3 anni. No, ha vinto l'eccellenza, l'hanno confermato in D e quest'anno 5. Dea, tu se dovessi dirmi un merito, dove ti andresti a collocare? Allora, io ritengo che ci siano delle persone capaci messe tutte al posto giusto. Quindi hanno costruito una torta, l'hanno divisa in fette e in tutte quante le fette sono precise e collocate nel modo giusto. Quindi faccio fatica a trovare un vero artefice, ma direi che la combinazione di tutte le sequenze ha fatto sì che questo Brian fosse lì dov'è. Dea, se ti posso fare una domanda, ma allora la torta che vedi nel Brian, come la vedi nel Carlins? Come la dividiamo sta torta? Guarda, lì c'è un signore che è stato con me a Carlins, è chiaro che è un po' più complicata come piazza rispetto al Brian. Sì, infatti oggi ne parlavo con Paolucci, dobbiamo essere onesti su questa analisi. Giocare per fare bene non è giocare per vincere. Questo ha un peso o no, Seba? No, assolutamente sì, però le premesse erano altre, parliamoci chiaro. Loro hanno costruito una squadra per vincere il campionato, cioè non nascondiamoci, e purtroppo è stato un fallimento. Però è 9 anni che il Carlino è in Serie D e sono stati cambiati non so quanti giocatori, ma tantissimi, no? Non c'è uno zoccolo duro, finché tu non costruisci uno zoccolo duro di 5-6 giocatori che giocano assieme per almeno un 2-3 anni, è difficile, è difficile. Però aveva mantenuto qualcosa e poi, Simone aiutami, e li ha persi poi, no? Alcuni che aveva mantenuti poi li ha persi quest'anno, li ha lasciati andare, no? Ci sono qualche caso. Perché hanno messo dentro qualcuno che reputano più forte, sì, quindi hanno tagliato chi... La continuità si è un po' interrotta sullo zoccolo duro. La continuità è stata mantenuta a cavallo delle 2 stagioni, ma poi effettivamente... È venuta meno. Qualche giocatore sì che... Ecco, delude il Cernis Muzzane. Io vi chiedo, andando prima di entrare nella nostra grafica, dove chiedo per colpa di chi, però prima macchia la stagione, ecco io del Cernis Muzzane, andiamo sull'argomento Cernis Muzzane, macchia la stagione questa crisi? Allora, posso andare? Sicuramente l'ultimo mese è fallimentare. E su questo non si discute. Se pensiamo che nelle ultime 5 partite il Carlino ha fatto 2 punti, che è quello che... 1 punto, ne ha fatto 1 in meno rispetto al Portogruaro schiantato già in classifica, perché il Portogruaro ne ha fatte 2. Quindi è indubbio che l'ultimo mese sia stato fallimentare. Detto questo, io i conti li vorrei tirare a fine anno. Perché? Perché se è vero che dicevo che il campionato della Clodiense era fallimentare, un mese fa lo dicevo. Anche adesso, 2, dai. Anche 2 forse, sì. Adesso non lo è più, quindi i conti tiriamoli pure alla fine. Quindi non macchia ancora la stagione. Seba mi pare non sono d'accordo, perché con una squadra simile perlomeno 18 punti dal Treviso non esiste, cioè non esiste per niente. Macchia la stagione, da presidente come la prenderesti? Guarda, secondo me quest'anno è andata continuità alla parte tecnica, alla struttura tecnica, cose che non avevano mai fatto negli anni precedenti. Ma non ci sarà più continuità però già anche lì, perché adesso dai, si parlerà del nuovo mister a breve. Credo. Hanno fatto un'ottima squadra, le aspettative sicuramente erano di provare a vincere il campionato. Il futuro, scusa se ti ho interrotto, il futuro si comincia già a fare nomi di allenatori. Comunque. Le aspettative loro erano sicuramente diverse anche quando hanno fatto la presentazione,
probabilmente hanno avuto anche qualche problema, probabilmente di infortuni, tanti infortuni da quello che ho visto, ecco, però io ho visto tre partite del Carlino quest'anno, sinceramente non hanno mai giocato bene, ecco, nelle partite che ho visto io. Lo dicevamo. Ecco, allora, questa crisi, perché di nuovo una crisi del giornalismo Muzzano? Noi ci siamo chiesti per colpa di chi, come cantava Zucchero, no? Sì. Per colpa di chi questa crisi? Ovviamente qua c'è un presidente importante, c'è un direttore sportivo come Denis Fiorin, c'è una squadra con dei giocatori, uno staff tecnico con i nomi di Zironelli e Maniero. Ecco, qua, come ho detto prima per i meriti, per colpa di chi il giornalismo Muzzano affronta un'altra crisi? Quando dico l'allenatore, non so se siete d'accordo, ma il tema potrebbe già aprirsi: quale guida tecnica per il futuro? Questo è un tema che uscirà a brevissimo, secondo me non è tempo, perché non è corretto parlarne a febbraio, però è un tema che uscirà, su chi puntare. Credo che non ci sarà continuità ancora sulla guida tecnica. Sì. Allora, non so se voi avete un'idea diversa. Io ti rispondo già alla tua domanda, per colpa di chi diceva Zucchero, no? Un po' come hai detto tu per il Brian, quando le cose vanno bene i meriti sono un po' di tutti, credo che in questo caso la colpa vabbè, ma questa è sia da dividere, una frase retorica, però sia da dividere. O mi dai una risposta o non ma non lo so, io credo che qua nessuno abbia una risposta. Tu ce l'hai? Noi dobbiamo dare delle idee, non dobbiamo dare certezze. Ok, io ti dico che per me è colpa di tutto, vuol dire che qualcosa io ti dico che per me è colpa dell'allenatore che non sta rendendo, ma è la mia opinione, non è di certo una certezza che uno deve prendere, ma a casa ognuno si farà la sua idea. Per me l'allenatore ha reso meno ed è da mettere fortemente in discussione e bisogna già pensare a chi affidare il futuro in questo progetto. Io ho opinioni chiare, caro Fornasiere, tu in questo momento ti tiri indietro. Ha reso poco tutti, anche i giocatori, sicuro. Non solo l'allenatore. Quindi, per questo dico che è colpa un po' di tutti. Sì. Secondo me, adesso non so se l'allenatore ha delle colpe, ma io credo che i giocatori abbiano reso molto di meno rispetto a quelli che tutti pensavano che potevano rendere, anche relativamente agli ultimi acquisti. Hanno preso i capocannonieri, credo, di tutte le squadre del girone e non stanno facendo gol, quindi qualche problema ci deve essere, non si può dare la colpa soltanto all'allenatore, secondo me, quindi questo è quello che penso io. Insomma, ovviamente nella discussione io metto la mia sensazione, la mia idea, che ovviamente nessuno, non è la verità in questo studio. Per Fornasiere, che secondo me all'inizio si è un po' tirato indietro, va a individuarla un po' anche nei giocatori, come dice il Presidente, hanno reso meno. Battistis, che ha conosciuto ovviamente da vicino, quest'anno... Ma in realtà è stata un'annata un po' particolare, secondo me, nel senso che sono partiti bene, poi... in realtà una serie di infortuni, soprattutto nel reparto offensivo, li hanno condizionati molto e giocare senza un reparto offensivo adeguato in quella categoria, se vuoi vincere il campionato, onestamente è complicato. Quindi quello è la cosa, secondo me, preponderante. Poi è vero, come dite voi, la responsabilità degli infortuni, poi lì c'è uno staff tecnico, i giocatori adesso sono rientrati, o comunque quelli che sono arrivati hanno reso poco, quindi in realtà probabilmente c'è un concorso di colpe, come ho giustamente è un tema, no? È un tema farsi questa analisi, questa riflessione senza certezze, ripeto. Ad esempio non è la mia opinione che abbia delle cause in questo momento il direttore sportivo, che secondo me ha cercato di andare a prendere davvero tanto, però uno potrebbe anche chiedersi in questo momento l'operato del direttore sportivo, perché i giocatori li ha portati lui. Io difendo l'operato del direttore sportivo, anche se il mister lo sceglie lui, quindi non lo difendo al 100%. Però... Poi i giocatori li avranno presi insieme, no? Avranno avuto delle idee per confrontarsi, perché quando hanno preso Marangon, hanno preso Silenzio, hanno detto siamo a posto, però se ti mancano per 2 o 3 mesi diventa un problema, questo è sì. Poi hanno preso Aliu, quello del Legnago, cioè, non è che non hanno preso poi, però la squadra non ha mai giocato, non si è mai imposta come gioco, questo è il problema fondamentale, no? E ne abbiamo fatto una puntata su questo studio, anticipando il tema sul non si gioca più, può essere un rischio, attenzione, e siamo stati, come ci sta, anche criticati, e quindi il tema del gioco e dei risultati che
si percepiva non potesse arrivare, lo abbiamo anticipato con grande onestà. Personalmente vogliamo tutti bene alle squadre serie di friulane, almeno per quanto mi riguarda, ok? Dispiace vedere una squadra che aveva, diciamo così, partita con la voglia di vincere questo campionato, perché Vincenzo Zanutta deve vincere prima o poi, no? Ecco, comprerà tutti, ma dovrà vincere prima o poi. Io ad esempio quest'anno dice un po' di tutte, per me non è colpa del Presidente. Il Presidente si è affidato ad un nome importante come direttore sportivo, ha dato continuità alla guida tecnica, è andato a prendere il giocatore più forte del girone di D. Cosa deve fare un Presidente di più? Niente. Niente. Più di questo non può fare, secondo me. Quindi io do una risposta in questo momento. Barlocco, vuoi aggiungere? Sono d'accordo. Allora, partiamo dal fatto che la partita di domenica non hanno nessun tipo di attenuante e su questo siamo tutti d'accordo. Dopodiché però, se andiamo un attimo a ritroso, noi quando il Chiarlins vince a Chioggia alla quinta di campionato, diciamo il Chiarlins è una squadra che può lottare con il Treviso. Treviso che è una corazzata. Io no? dissi è cambiato qualcosa. Certo. Eravamo convinti fosse l'anno da protagonista. Dopo gli infortuni non è solo nel momento in cui ti manca il giocatore, gli infortuni devono ritrovare una condizione e non voglio dare nessun tipo di attenuante e l'ho premesso. Certo. Però dirlo adesso mi sembra un po' stucchevole. Dea, non ti faccio dire per colpa di chi, questo è un gioco giornalistico, però aiutami a dire da chi ci si poteva aspettare di più. Allora, diciamo che poi le annate prendono a volte dei percorsi, no? Fanno dei percorsi. Allora, è chiaro che nel momento in cui tu sei lì, che stai giocando contro il Treviso e ti viene a mancare tutto l'attacco, è chiaro che è una mazzata, perché dopo noi possiamo raccontarcela, ma quando giochi senza gli attaccanti non riesci a fare. E quindi in quel momento lì è mancato l'attacco e secondo me questo ha generato negatività. E questo poi adesso, questa negatività fanno fatica a recuperarla. Questo non vuole essere una scusante, però indubbiamente quando tu prendi gli attaccanti più forti e non ce li hai, diventa difficile tenere il passo di una squadra che continua a prendere giocatori. Ma non può essere una giustificazione oggi. Questa è la giustificazione che puoi dare alla lettura della stagione. Devo dire che però non giustifica i punti di distacco che c'hai della prima. Posso capire che c'è una squadra più forte, non posso capire che ci sia questo distacco. Ok, andiamo su un altro momento. Dopo aver analizzato una crisi, non è ancora crisi, però rischia di entrare la Juventina in eccellenza. Posso chiudere una roba? Vai. Scusa. Io quello che dice il De adesso, te l'ho detto qua settimane fa, che la sconfitta di Treviso è stata devastante per loro. L'ho detto anche Principale, sai? Ecco, vedi? Sì. Io quello ho detto, perché loro vanno a Treviso senza Marangon, senza Camarà, si fa male Silenzi quel giorno, perdono tutto, tanto che 2 domeniche dopo vanno ad Altavilla con 18 giocatori, di cui 8 juniores, loro hanno perso certezze quella domenica lì. C'è poco da fare. Sì, però, io sono d'accordo con te. Però non esiste, cioè una squadra che lo stesso, anche se perdi così, però non le perdo le partite, capito? Cioè io ho capito che mancano gli attaccanti, però cioè, se io sono forte, cioè, per il momento gestisco certe situazioni, no? Cosa che loro però non mentalmente secondo me per loro è stata un colpo. Abbiamo anticipato la Juventina, ma voleva chiudere. No, è vero tutto quello che avete detto, però c'è anche da dire che con tanti infortuni poi quando i giocatori rientrano hanno bisogno di tempo per tornare in condizione e quindi dalla sconfitta di Treviso in poi ci sono stati tutti susseguirsi di problemi secondo me che non sono più usciti, no? E da questo non sono più usciti. Marangon non è quello che abbiamo visto noi domenica. Non l'hai quasi mai visto. No. Però neanche il Silenzi prima dell'infortunio non è quello di adesso. No. Vero. Allora, è un tema, insomma la crisi è tornata, riaffiorano anche cose già toccate, certo bisogna rinvertire la rotta per il futuro anche di questo campionato, perché i playoff almeno non possono essere messi a rischio e guardare secondo posto deve restare almeno un obiettivo. Ecco, Juventina, andiamo perché infortuni, adesso li deve gestire anche la Juventina, arriva la Coppa ed è entrata un po' in crisi con questi infortuni, con qualche problemuccio, con la rosa corta e quindi in campionato non va e adesso serve la Coppa per ripartire, ma il campionato, brutto passaggio vuoto.
Prova la gran botta! Non va. Non basta la Coppa per diventare davvero grandi, ma ora serve la Coppa per riprendersi dalla batosta col Pordenone. Juventina, rosa corta, cortissima, e così in campionato arriva il crollo al Bottecchia. La società forse si è fermata alla bella giornata di Gemona e così in campionato, complice un calendario tosto, la squadra è uscita dal gruppo delle protagoniste, sconfitta da LME, Muggia e Pordenone con 12 gol subiti. Non posso accettare che la mia squadra sia questa a livello mentale e di atteggiamento soprattutto. È inammissibile, insomma, una cosa del genere. 6 gol in eccellenza sono troppi. Però noi cercheremo sicuramente di fare il massimo per stare dentro questo campionato qua. Però insomma, perché precludersi la possibilità di ambire su più fronti? Domani in trasferta con Levico, la Juventina cercherà di tornare grande in Coppa perché sui due fronti non può competere. Questo verdetto è arrivato, no? Che su due fronti non può competere. Ma se sei contato come sei, neanche su uno non combatti, Cioè, sono troppo corti. La Juventina, secondo me, è un'ottima squadra nei 13-14 giocatori. Poi è stata una bella partita con voi, tra l'altro. Ha fatto una bella partita con la Juventina. Sì, loro hanno fatto una bella partita con noi, poi noi abbiamo vinto, però hanno rischiato di far gol anche loro un paio di volte. Quindi... Guardiamo intanto l'impegno in Coppa, no? Che arriva domani. Questo è il triangolare, si parte con il Levico Terme sul campo di Borgo Valsugana. E poi ovviamente la formula dice: se vinci attendi per sfidare il Borgo Ricco, oppure giochi subito. O se pareggi attendi. O se pareggi attendi. Ecco, questo è il triangolare che si presenta per la Juventina, perché ecco, se il campionato perdi un po', no, Seba, di interesse, se diventi meno protagonista, provi a cercarti una soddisfazione lì, no? Ma è giusto, insomma, no? Anche perché davanti in campionato hanno squadre sinceramente... La Juventina sugli 11 è forte sicuramente, però chi li precede sono attrezzati per far meglio. Ecco, loro però... la Coppa ti dà stimoli. Però, la Coppa ti dà stimoli, però ho detto non basta per diventare grandi, perché sembra quasi il contentino, che è bellissimo, perché è una società che comunque lavora bene, si impegna da anni, mette una Coppa in bacheca, perché no? Però poi tornano, lo dicevi tu Simone, che tornano di nuovo questi argomenti, ti alleni precariamente, i numeri corti, il campo, la struttura, e poi tutto questo non ti fa alzare di livello. No? Certo, ti alleni poco, domani giochi, non ti alleni, fra una settimana o due è un'altra partita, se per caso domani fai risultato poi continui a concentrarti per la Coppa. È vero che in campionato sono salve, ma a me il numero che mi fa stridere della Juventina quando vedo la domenica su ETR, grazie all'amico Antonino De Blasi, le liste, li vedo in 17-18 con Del Mestre in panchina. Questo mi fa che poi se hai due infortuni, perché mi dicono che c'era Pordenone domenica che due sono usciti, lo dice, ecco, Russian non sta bene, Piscopo non sta bene, Breganti è fuori. Breganti è fuori. Ti pare rientrare. Zucchiatti mi hanno detto che domenica secondo tempo gli hanno detto: Fiol, sta là buono, perché sennò veramente, cioè, a me quello, perché la Juventina, sono d'accordo col presidente, insomma l'abbiamo vista tutti negli 11-13 e l'abbiamo visto a Gemona in finale di Coppa Italia, ha dato una lezione alla Sanvitese. Però abbiamo detto, la Sanvitese può andare in crisi, e sta facendo il suo percorso, insomma comunque complicato perché non è ancora tranquilla a livello di punti, però ha retto. Chi non ha retto è stata la Juventina. Perché adesso penso sia questione di mentalità a sto punto. Quando calendario anche, si è beccata adesso un Muggia, l'LME e Pordenone, però poi 6 gol sono troppi. Però la Juventina avrebbe un 11 e se ne metti vicini altri 5 che può non andare proprio così in sofferenza con LME, che credo abbiano di più, sono sicuro hanno di più Pordenone e LME, però neanche da crollare così. Sai qual è un altro problema? Allora, uno, se sei corto e stai diventando protagonista, fai un po' di mercato, no? 1 o 2 giocatori, vai a recuperarli. O altrimenti dovresti avere la Juniores per questi motivi, perché ti aiutano in formazione, perché ti aiutano in allenamento. No? Per me non me ne vogliano,
ma è inconcepibile, non solo loro, chi è così, che una società di eccellenza non abbia la juniores dietro, ma non per quelli che dicono bisogna fare la regola che chi non ha store giovanile non può fare eccellenza, no, però è proprio perché poi quando ti trovi a competere anche su due fronti, adesso magari domenica a Pordenone dici salvo son salvo, persa per persa, faccio giocare 4 ragazzi o no? E preservo. È sempre brutto far brutte figure, però, no? A questi livelli qua. Questo no, perché infatti Visintin mi sembrava dalle parole che era incazzato, si può dire, siamo in fascia protetta. Si sentirà un po' di cose stasera. Dea, è un peccato, no? Proprio anche pensando alla fase nazionale che inizia domani, no? Però secondo me, Massimo, sono scelte, no? È un po' di anni che vediamo fare questo alla Juventus. Non so se vi ricordate che anni fa, quando c'era Sante e Bernardo, giocarono un paio di partite col numero 11 avevano il portiere di riserva, quindi sono scelte della Juventus. Quando tu fai una formazione così forte nell'11 titolare, non voglio fare i conti in tasca a nessuno, per carità, dico solo che se io ho un budget magari cerco di spalmarlo, perché altrimenti succedono queste cose, perché quando tu fai un 11 forte, e la Juventina l'11 ce l'ha veramente forte, ma poi se ti saltano 2-3 cosa fai? Rischi poi che di fare queste figure qui, e quindi sai, sono anche sistemi societari che vanno in una certa direzione, quindi loro si affidano a quei 15 sperando che le cose vadano bene, e se non vanno bene succedono queste cose. Sì, ma Stefano, in 15 non può andare bene una stagione, dai, cioè tu... Ma ti ripeto, Simone, sono scelte, quanti anni è che vediamo le distinte della Juventina in questo modo? Con un sacco di numeri, a volte tolgono 13 e 17 perché gli mancano giocatori. È una vita che fanno questo, cioè... E che poi... Bisogna ogni tanto magari fare un passo in meno, prendere 2 giocatori meno bravi e prenderne 4 invece che 2. Questa potrebbe essere una soluzione, perché altrimenti puoi incorrere in queste situazioni. E allora è lecito chiedersi, e la Coppa quindi cos'è nel tuo percorso? Perché se non fai quel cambiamento lì in un'eccellenza che sta diventando, lo vediamo, sempre più equilibrata, difficile, la Coppa è il trofeo che è bello, però per diventare grande non basta. Sicuramente allora, la Juventus probabilmente per loro la Coppa è stato tanto, non l'avevano mai vinta. Certo, è bella. Sì, probabilmente poi per fare le prossime partite non erano neanche attrezzati dal punto di vista numerico dei giocatori, ma questo non l'hanno fatto all'inizio del campionato. Poi di fatto anche da loro le 2 punte, Otti e l'altro si sono fatti male, Zucchiatti nel girone di ritorno segna sempre meno rispetto all'andata, perché l'abbiamo visto. Quindi tu lo sapevi? Certo che lo sapevamo. Quindi hai fatto bene a... questo non lo l'ho fatto bene, ho fatto male, adesso non voglio parlare di Zucchiatti, ma è così, poi alla fine andate a vedere i numeri, ma è così. Anche il campionato, l'anno che noi siamo saliti, ha fatto 18-19 gol al girone d'andata e 5-6 nel girone di ritorno. Però l'attaccante l'avete cercato comunque, quello lì è un'assenza che avevate un po'. Poi parliamo dopo. Parliamo dopo. Condivido quello che ha detto il mister, nel senso, poi bisogna vedere anche quali sono gli obiettivi societari, nel senso che se l'obiettivo della Juventina, come penso che sia, è quello di salvarsi, sai, a metà gennaio erano salvi, hanno vinto la Coppa, pace, probabilmente la rosa va bene anche così. Finisce lì, Probabilmente la rosa va bene anche così, nel senso che comunque l'obiettivo è raggiunto, poi la Coppa diventa un di più in questo caso. No, diventa il problema quando prendi 6 gol, perché 6 gol pesano anche a tutti. No? Anche quando domani incontri il Levico, che è una squadra attrezzatissima. Vediamo, non facciamo funerali già. Vediamo domani, speriamo che vinca. Abbiamo parlato di 4 infortuni certi. Non dimentichiamoci che passare il turno, lo sappiamo storicamente, cioè è sempre stata una cosa complicata. Certo. Negli ultimi anni ci siamo abituati bene, è passato una volta il Brian, è passato il Codroipo molto bene, però resta un turno difficile. Comunque, la Coppa, per restare protagonista, glielo auguriamo, naturalmente a Visintin e i suoi ragazzi. Per chiudere quello che diceva Alessio, loro alla fine vedrai che ti diranno di una stagione straordinaria, perché si sono salvati a gennaio, hanno vinto la Coppa e ti diranno cosa dovevamo fare di più? O no? Non ti diranno mai eravamo in 15, eravamo in 16. All'inizio del campionato
ci avrebbero messo la firma, Bravo, secondo me. sono d'accordo. È che dopo Visintin, lo avete sentito, poi sai, sei lì, Ma questa perché Visintin ha mentalità, è stato giocatore vero. Sì, però sai, l'altra spona di Gorizia sta peggio, dai. È in serie utile, la Pro Gorizia. Ma pareggi. Ma se non vinci... Però anche Fiume, una sconfitta e 5 pareggi, eppure parliamo di crisi del Fiume. Anche se stasera a Fiume mi dicevano, io ero là prima, dicevano sì, però dammi 6 punti di 3 rigori sbagliati, vediamo che classifica parliamo. Però c'è un motivo se li sbagli i rigori. Infatti però i rigori bisogna segnarli. Bisogna segnarli. Questa è la classifica. Ci fa ragionare sulla classifica mister Tomei, con il tema di Tomei. Sentiamo. Ciao Massimo, un saluto agli ospiti di studio e a tutti quelli che ci seguono da casa. Tema della settimana, guardando in basso. Credo che fino alla posizione di classifica della Forum Iuli, che, ahimè, è in caduta libera, sono tutte a rischio play-out, visto che ormai Chiarbola Ponziana e Pro Gorizia potrebbero essere spacciate, visto che nelle ultime 11 gare di campionato hanno ottenuto una sola vittoria. Quindi in questo momento mi piace guardare in basso, dove per me oggi si gioca il vero campionato di eccellenza, dove si lotta veramente per qualcosa di importante, di voluto, di necessario. In poche parole, vogliamo salvarci ad ogni costo, e non della serie se ci salviamo bene, altrimenti va bene lo stesso. Cosa che invece continuo a sentire nelle parti alte della classifica, dove il Monfalcone con merito mantiene la vetta. Ma secondo il mio modesto parere c'è solo una società che vuole veramente vincere ed è già pronta per affrontare, fra virgolette, le fatiche della Serie D, ed è quella del presidente Pattaro, a cui faccio un grandissimo in bocca al lupo affinché possa raggiungere questo prestigioso obiettivo. Per il resto mi auguro solo una cosa, che a vincere quest'anno non sia di nuovo la scaramanzia. Un saluto a tutti e alla prossima. Cosa risponde Tomei? Rispondo a Tomei, intanto ti voglio dire una cosa per le squadre fino al Forum Iuli. Secondo me il Codroipo salirà a metà classifica perché sta giocando molto bene. All'inizio noi l'abbiamo provato la prima giornata di ritorno, è vero che era un tempaccio, ma abbiamo avuto difficoltà a pareggiare a Codroipo e abbiamo fatto anche un'ottima partita, devo dire. Per quanto riguarda poi le prime posizioni, secondo me il plauso va fatto al Monfalcone, che è in testa all'inizio del campionato. Poi se lo vuol vincere o non lo vuol vincere, questo io sinceramente non lo so. Anche il San Luigi l'anno scorso non si è mai espresso, non ha mai dichiarato quello che voleva fare fino a fine campionato, poi ha vinto il campionato ed è salito molto volentieri, insomma, poi alla fine, quindi è difficile dire tutte queste cose qua. Per quanto riguarda noi, sinceramente il nostro obiettivo inizio campionato non era quello di vincere il campionato. Era di fare un campionato per consolidarci in categoria, avevamo fatto una squadra per consolidarci in categoria, difatti io avevo dichiarato anche nella presentazione che il nostro obiettivo era arrivare nelle prime 5. E adesso? Poi finisco, all'inizio ho visto che certe cose non andavano, perché noi avevamo comunque, io ritengo l'allenatore che avevamo prima, Riccardo Migliore, un ottimo allenatore, diventerà un bravo allenatore, però sentiva troppo le partite, si emozionava troppo. Io più volte durante la cena del venerdì dicevo di aver coraggio, ma non lo dicevo solo ai giocatori, lo dicevo anche a lui, e purtroppo giocava quasi senza punte, e poi abbiamo deciso di cambiarlo quando abbiamo visto che le cose poi non andavano, perché ti ho detto prima, noi abbiamo deciso di cambiarlo dopo la sesta partita, perché 4 in casa e 2 fuori, abbiamo vinto uno solo e pareggiato 2, basta, era troppo poco secondo me. Ecco, comunque quindi, al di là del grande obiettivo, no? Ecco, poi nel momento che abbiamo parlato con l'allenatore attuale, abbiamo fatto una scommessa di provare ad arrivare al secondo posto, perché l'ha dichiarato, credo anche lui. Abbiamo cambiato qualcosa, perché qualcosa dovevamo cambiare, e oggi secondo me ce lo giochiamo fino in fondo. Sì, noi non ci tiriamo indietro e proviamo ad arrivare in fondo. Quindi ha ragione Tomei quando dice che l'LM è una società che è pronta, vuole andare, allora, almeno il vuole. Ma vuole, ci prova.
Ci prova, poi sì, non è se siamo pronti, no, dobbiamo fare tante cose, dobbiamo strutturarci un po' meglio, dobbiamo fare delle cose sì, che però sicuramente siamo anche pronti a farle, sperando poi che l'amministrazione comunale del comune ci dia una mano con le strutture, perché poi nessuna società, secondo me, come la nostra, se non c'è il comune che le sostiene e gli dà delle strutture dove può giocare e competere, secondo me è molto difficile. Andiamo con ordine. Stavolta, mister, io però non sono d'accordo su una cosa. In realtà se dietro è il vero campionato, c'è un problema. Già 2 squadre così in difficoltà, come hai detto anche tu, allora non è bello. È vero quello che dice il mister. Dietro sicuramente non c'è dubbio, si vuole la salvezza. È un obiettivo che c'è dall'inizio. Non arriva cammin facendo come a salire. Però effettivamente quest'anno merito secondo me anche del Pordenone, ad esempio, e dell'LME come uscita è ancora più vincente, non è solo dell'UFM dall'inizio, quindi è una corsa a 3, forse ancora a 5, dipenderà da questo febbraio, quindi diventa interessante. Chi sarà più o meno pronto per vincere lo scopriremo sicuramente in queste settimane, ma intanto restiamo sull'LME. L'LME ha un ritmo davvero da grande e per tanti è la favorita, vediamo. L'LME vince a Tamai e si conferma al secondo posto. Le parate di Peressini, le giocate di De Anna, la consapevolezza di un gruppo forte, per tanti il più forte dell'eccellenza. La Variano è una squadra fortissima, secondo me la più forte, secondo me. Questo è il parere davvero di tanti, lo sento ormai ogni domenica. Ma non è per... ve lo dico proprio sinceramente, e credo che alla fine... Ma perché la più forte? Per profondità di rosa, per tecnica e per giocatori, per singoli, che alla fine faranno la differenza secondo me. Vedi De Anna, questi sono colpi da giocatore forte, non li vedi tante volte in categoria. L'LME continua a confermare, credo, di avere la squadra rosa più completa, più forte. Mister Barbieri, con un 4-2-3-1 votato al gioco e allo spettacolo, ha imposto un ritmo all'LME da grande, facendola diventare così subito protagonista in categoria. D'altronde il mister, da quando è arrivato, ha realizzato ben 36 punti, staccando tutte, Chions di Moroso a parte. Io voglio arrivare secondo, perlomeno, io. Si può fare un pensierino a qualcosa di più? Ma non dipende da noi, perché finché Monfalcone continua a fare questa serie e questo filotto di risultati, onore al Monfalcone. Siete in questo momento la squadra più forte dell'eccellenza? Non so se siamo la squadra più forte, comunque stiamo giocando bene. L'obiettivo del secondo posto centrato da tempo, ora la squadra guarda al primato. La società non ha paura. In fondo il presidente Arduino Pattaro è ambizioso fin dal primo giorno in cui si è messo alla guida dell'LME. Impressiona però la velocità con cui si è già messo in pole position per vincere l'eccellenza e salire in Serie D. Seba, tu che hai vissuto tantissimi campionati da protagonista, veloci, in bravi, un'eccellenza. Sì. Io li ho visti, diciamo, l'ultima partita che ha fatto migliore contro il Tolmezzo, li ho visti un po' con qualche difficoltà. Poi hanno cambiato guida tecnica, gli ha dato un'impronta diversa, hanno aumentato gli allenamenti, hanno messo 2 giocatori di Serie D dentro, Bolgan e De Anna, che fanno differenza. Già aveva un quadro di squadra attrezzata. Con questi 2 ragazzi qua che hanno un passo superiore fanno la differenza, e poi hanno un mister, secondo me, forse il migliore. A me piace molto, credo che ma per come gioca, per la lucidità e soprattutto dritto Barbieri, cioè non si tira indietro, sa quello che vuole, dai. È un grande. Sì, mi ricorda il miglior Tomei.
Sì, ma questo qui appena arrivato ha detto come minimo voglio arrivare secondo, ha dato mentalità a questa squadra, oltre ad aver dato un gioco. Secondo me il valore aggiunto, a prescindere dalla qualità che hanno aggiunto, è proprio Barbieri per me. Sì, anche perché in realtà Bolgan l'ha avuto poi solo da dicembre inoltrato. C'è 4-5 partite che c'è Bolgan. È vero. Allora, c'è da dire che Barbieri gli avete rinforzato la squadra. Gli avete messo una Ferrari, no, Presidente, a disposizione. Foschiani, nessuno ne parla, ma è forte. De Anna avete messo dentro. Insomma, la squadra... No, Foschiani era già dall'inizio del campionato. Non giocava mai però. Ha giocato, si era fatto male. Si era un po' fatto male, era già dall'inizio del campionato. Era già forte, però insomma, De Anna, vabbè, comunque Barbieri, dai, non possiamo... E per rispondere a quello che hai chiesto a Paolo prima, tutto così veloce, e pensa che, passatemi il termine, il gergo, hanno buttato via 8 giornate loro. Sì. Capitemi, quel buttato via, sono partiti con 8 giornate. Ma perché proprio la velocità, lo ha detto prima il Presidente, non era già al primo anno, no? No, non era. Quindi noi ne avevamo previsto sicuramente di puntare a salire quest'anno. Però questo fa... Barbieri sì, però abbiamo preso Barbieri perché c'è stata l'occasione di prendere Barbieri. Certo. No, però erano lontani quando hanno preso Barbieri. Sì. Cioè, penso che eravamo a 12 punti sì. Oggi sono a 2. Sì, se avessimo segnato il rigore col Monfalcone saremmo davanti noi oggi, di fatto. Sì. Quindi noi abbiamo fatto poi tanta roba, sinceramente. Io ho visto l'unica partita che ha perso Barbieri, io ero presente. Sì, è una roba. Ma sì, una roba allucinante quella partita persa lì. Devo dire, la partita di domenica secondo me è stato uno dei più brutti secondi tempi che abbiamo giocato, però secondo me la squadra adesso è consapevole e al di là di giocare bene, perché poi non sempre chi gioca bene vince, secondo me adesso mentalmente punta molto di più a ottenere il risultato, e quello è quello che conta secondo me da qua alla fine del campionato, perché non si può giocare sempre bene. Ecco, ma la squadra è consapevole adesso, presto. È consapevole. Ho parlato con Barbieri ieri e mi ha detto la squadra adesso è consapevole che quando c'è da giocare sporco sa giocare sporco. Domenica è la prima volta che cambia modulo Barbieri. 3-5-2, no? Sì, ha giocato 3-4-1-2. Ma quella è la forza vera, no? Di chi vince, no? Quando tu devi rallentare, devi accelerare, devi tirare la palla in tribuna, lì capisci se sei squadra. In quei momenti lì capisci subito. Vincere 1-0 è un segnale. Tanta roba. L'abbiamo detto, comunque è un portiere forte, De Anna è un valore aggiunto, De Anna regala magie, ragazzi. Sì. I numeri dicono questo, che noi le prime 8 partite abbiamo segnato 10 gol e preso 10 gol, tra l'altro 5 gol li abbiamo fatti contro il mezzo poi alla fine. Sì, credo che nelle 15 partite di Barbieri noi abbiamo fatto 27 gol e 8 subiti. Con tutto quello che gioca. Questi sono i numeri. Ma perché l'Elemè gioca? Sì, l'impatto forte che ha avuto in realtà è stato nel gioco, onestamente. Anche perché in realtà l'ha avuto in tempi molto rapidi, quindi sembrava un lavoro, prima avete parlato giustamente di Moras, ha fatto 3 anni a Brian prima di vincere il campionato e la squadra al terzo anno giocava benissimo, secondo me. Barbieri ha raggiunto un livello di gioco secondo me che gli ha permesso di fare tanti gol giocando bene, perché se tieni conto che questa squadra da quando c'è Barbieri non ha segnato punizioni e non ha segnato rigori. Ce n'è andato uno e ha sbagliato. Che dato anche questo. Però questo mi fa porre un'analisi proprio sulla categoria. Quindi una società forte con un presidente che è forte, non nascondiamolo, che anche ha la possibilità di andare sul mercato in maniera forte, possiamo dirlo, Presidente, credo, questo, no? Quindi ha capacità di fare mercato, un allenatore importante, subito questa categoria riesce a potenzialmente andare a vincere, perché da quando Barbieri c'è sarebbe primo indiscusso. Vi fa mettere un punto di domanda sulla forza della categoria? No, vorrei aggiungere ancora una cosa, che Barbieri comunque non è venuto solo, è venuto con un preparatore atletico che si chiama Rollo, che è un grande personaggio secondo me, la squadra da quando c'è lui corre molto, al di là dei 4 allenamenti, prepara molto bene la squadra e i risultati si vedono, insomma, poi alla fine, perché poi ho detto prima, serve uno staff che comunque faccia le cose fatte bene. Anche qui ci ha appena dato una risposta il Presidente, è arrivato l'allenatore nuovo, obbligatori 4 allenatori, un preparatore atletico, vuol dire che cominci a avere uno staff e una mentalità che ti porta poi ad
avere. Sì, ma è il tema però il tema di Tomei che ce l'ha dall'anno scorso è questo, ragazzi, ovvero la categoria dove non si costruisce per vincere, basta anche partire in ritardo di 6 giornate. Vuol dire che la categoria può impattare forte al netto dei meriti. Di 8 giornate. Devo dire anche un'altra cosa, ad esempio l'allenatore ha voluto che tutti i giocatori la domenica pranzassero tutti assieme. Alle 11:15 fanno pranzo tutti ha messo dei paletti. Quindi ha messo dei paletti e devo dire un'altra cosa, 4 allenamenti, io credo non ho mai visto un giocatore saltare un allenamento, anche questo è tanta roba secondo me. Certo. 4 allenamenti cambiano e qua siamo nel confine, no? Nel dilettantismo, in eccellenza, io capisco anche chi non li fa, è un lusso fare 4 allenamenti. In Veneto prassi però, in Veneto prassi. Ma lì proprio è l'analisi che bisognerebbe fare sulla categoria. Vi ricordate il no precursore, ma la Virtus Corno di Gianni Tortolo quell'anno, che tutti davamo per spacciata, che era giovane, aveva ragazzi che studiavano roba, mise il 4º allenamento e la Virtus Corno arrivò terza, credo, quell'anno. No? Però te lo puoi permettere, devi avere tutta una serie di equilibri che puoi permetterti 4 allenamenti e secondo me siamo ancora in una categoria dove resta, per il mio modo di vedere ancora al calcio a questi livelli, un lusso, però se vuoi spostare il livello, quella è la strada. Quello è un vecchio tema, questo è un vecchio tema. Ecco, non abbiamo esaurito l'argomento, torniamo subito dopo la pubblicità perché devo sentire anche il Dea, perché poi Dea devo chiederti invece perché il Tamai nel momento clou non riesce a vincere, quindi ne parleremo fra poco. Secondo tempo di terzo tempo, dobbiamo arrivare alle nomination, dobbiamo arrivare fino alla prima categoria, abbiamo tantissimi argomenti. Avete capito, no? Centrale come argomento questo è me, che viaggia, che corre, a cercare di superare un UFM adesso dopo aver preso il secondo posto, che però è sempre saldamente in testa, seconda vittoria consecutiva. Però c'è l'ascesa dell'LME, no? Presidente Pattano, in questi anni, cioè l'impatto veloce che parlavamo prima, al netto che magari la categoria lo può permettere evidentemente, però c'è anche come idea di base del Presidente, perché lo vediamo, è entrato in scena nel 2021-22, vabbè, un anno, il primo anno e poi subito a guardare in alto. Ma io credo, io nel mondo del calcio fino a 6 anni fa, in questo calcio non mi ero neanche mai interessato, ne ho visto anche poche di partite, poi mi hanno chiesto di dare una mano nel 2020, 6 anni fa circa. E sono entrato, abbiamo fatto il primo anno direi abbastanza bene, poi il secondo anno è venuto anche Battistic a darci una mano. Abbiamo cominciato a fare delle cose in un certo modo, è stato l'anno poi del Covid dove abbiamo fatto poche partite, mi pare, il primo l'anno dopo questo, sì. Quindi eravamo in prima categoria, poi l'anno del Covid, un anno e mezzo dopo ci hanno ripescato perché avevamo titolo per essere ripescati, siamo andati in promozione, abbiamo consolidato il primo anno di promozione, io a dicembre mi ho mandato via 9 giocatori, perché tutti non si ricordano di questo, no? Perché poi mi dicono che mando via l'allenatore, io mi ho mandato via 9 giocatori per non mandare via un allenatore, lui ne testimonia. Mi ricordo. Che poi hanno fatto la lettera sul giornale che loro erano il futuro della Variano Mortean, questo hanno scritto. Io difatti non ho neanche mai replicato poi a questo, ecco, ma è giusto dire queste cose qua. Poi siamo Presidente delle decisioni forti, insomma. Ma io sono abituato a decidere nella vita, ho sempre deciso, se non decidi nella vita vai da da nessuna parte. Poi abbiamo cominciato a pensare anche a salire, siamo arrivati secondi 3 anni fa in promozione, abbiamo passato il primo turno come Falcone, abbiamo perso lo spareggio col Faivano, il secondo anno siamo arrivati terzi, siamo andati a Cras, abbiamo perso a Cras e l'anno scorso poi abbiamo credo vinto dominando il campionato. Ma è proprio come, il tema è il Presidente vuole vincere nel minor tempo possibile. Ma no, è che voglio vincere nel minor tempo possibile. Diciamo che io sono una persona ambiziosa, se mi piace partecipare, ma mi piace anche vincere, perché poi la domenica mi devo anche divertire quando vado a vedere. Poi scelte chiare, decisionista, in tempi rapidi, insomma l'ascesa dell'MME
è evidente, quella dei giocatori, il tema allenatori, sono passati allenatori, è passato Pittilino, ha fatto benissimo Candon, stasera parleremo del Depo di Candon, sappiamo l'anno scorso la scelta forte del cambio di Russo e poi quest'anno, insomma, quando ha capito che era il momento di fare un cambio, nonostante credesse in quel mister, lo ha fatto. Quindi in tutte queste componenti c'è evidente, si capisce che l'obiettivo è ben chiaro là davanti. Invece tatticamente qual è la forza dell'LM? Dopo che abbiamo capito, Dea, che c'è una forza proprio di idee di base. Direi che è una squadra allenata molto bene, al di là del punto di vista tattico, una squadra che ha una forma importantissima. Io ho visto un sacco di partite dell'LM quest'anno e devo dirti che è una squadra che, a parte domenica, è stata entusiasmante fin qua. Abbiamo assistito a una partita contro il Chios dove ha fatto il secondo tempo, ma in tutte le partite a fare. È molto bravo a fare certi giocatori, no? Perché gli esterni cerca di affidarsi sempre ai giocatori che stanno meglio, e poi in mezzo, anche nel momento in cui gli è mancato un giocatore che secondo me è veramente forte, che è Capellari, è riuscito sempre a mettere i giocatori nelle condizioni di fare bene. Ha due terzini fortissimi, perché sia Boschiani che Boniglia quando spingono fanno veramente paura, e la bravura di questo allenatore è stato di capire subito con chi aveva a che fare e di mettere tutti i giocatori nel posto giusto. Alessio Battisti, per te qual è la forza di questa squadra? Penso che in breve tempo la squadra ha creato un bel gruppo coeso, ha capito il momento di difficoltà della società quando la società ha cambiato l'allenatore e si è subito affidato all'allenatore che è arrivato, che poi è stato bravissimo a farsi seguire, che aveva le idee chiare, sì, però i giocatori hanno dato subito disponibilità al quarto allenamento, subito disponibilità al massimo, perché loro in primis avevano l'ambizione di fare qualcosina in più, insomma, di quella che era la posizione di classifica di quel momento. Quindi in realtà direi che la cosa in più secondo me è l'ambizione dei giocatori, che sono anche relativamente un gruppo relativamente giovane, nel senso che ci sono tanti 2000-2001 che hanno fatto la Serie D in precedenza, quindi che ci vogliono tornare. E attenzione che al di là che questo campionato poi lo chiuda in testa chi c'è adesso, che è l'UFM, che è una grande squadra, l'ho dimostrato tutto l'anno, il secondo posto comunque è un peso, perché squadre così ai playoff nazionali possono fare bene, però immagino che vogliono provare a non passare, ma anche il Pordenone ci arriviamo, immagino però proveranno a non passare dai playoff nazionali. Tutte queste addetti ai lavori che vi dicono che siete i favoriti più forti, non vi fa piacere? Sì, non interessa. Ci fa piacere, però di fatto dobbiamo dimostrarlo sul campo se siamo i più forti. A chiacchiere sono tutti più forti. Quindi neanche dà fastidio prendersi in caso il ruolo da favorito? Non è un problema? No, ma io non credo che tra l'altro noi siamo partiti, ho detto prima, che da favoriti. No, poi, adesso. Oggi dicono che voi siete i più forti favoriti, no? Lo dite tutti qua. Sarà, Messi, anche davanti tra 2 mesi vi dico se è vero o non vero, perché poi ci possono succedere tante cose in un campionato. Ok. Barbieri ieri mi ha detto: guarda che però il terzo posto è un punto, se arrivo terzo non ho centrato l'obiettivo, è un punto. Bisogna prendersi adesso la pressione di tutti questi complimenti. Tamai, complimenti ne prende sempre, è una protagonista ormai costante, ma quante occasioni mancate. Servizi. Il Tamai da quando è tornato in eccellenza è sempre stato protagonista, ma nel momento decisivo è sempre mancato. Stagione 21-22 post-Covid, complicata, la storia con Birtige non funziona più, torna De Agostini e chiude quinto nel gironcino. Stagione 22-23, secondo posto a -10 dal Chions, perde la semifinale di una coppa che avrebbe giocato in casa. In campionato perde gare importanti, 1-0 in casa col Gorizia, 3-1 al Tegel col Brian Lignano. Il 1 marzo perde in casa lo scontro diretto col Chions. Stagione 23-24, secondo posto ancora a -8 dal Brian Lignano, mai veramente impensierito. Il 1 novembre perde 1-0 Lignano. Alla 19esima perde 3-0 col Rive e gira a -23.
poi grande rimonta e secondo posto. La scorsa stagione -1 dal San Luigi, perde andata e ritorno allo scontro diretto. Eppure la differenza la fa un pareggio di troppo, ben 10. Un rimpianto ad esempio l'X nel ritorno col maniaco Vaillant ultimo. Altro grande appuntamento mancato, la finale di Coppa Italia, sfiora la vittoria, ma ad esultare ai rigori è il Codroipo. In questa stagione ancora ai vertici, ma nel momento clou non scatta. Con UFM perde andata e ritorno, con l'LME arriva la seconda sconfitta di misura consecutiva in uno scontro diretto. A questo percorso vanno aggiunte le sconfitte nei play-off nazionali. Insomma, il Tamai è sempre in corsa, ma si ferma ad un passo dal traguardo. Io credo che, come diceva un mio vecchio allenatore, il conto arriva dopo il caffè. E il caffè lo si dà all'ultima partita di maggio. Io ho già detto a qualcuno, scherzando, che non ho mai visto dare la medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi dopo i 70 metri, no? Come ha detto il buon Mauro Lizzi, no, andarci vicino conta solo boccia, ed è bellissimo questa qua, la faccio mia. Ho ripreso un po' di tue frasi mitiche, no? Delle nostre interviste, ma per dire insomma che i conti bisogna farli alla fine, soprattutto in questo percorso che comunque è nuovo, con un nuovo mister. Ma mi aiuti a leggere in questa continuità perché alla fine non è riuscito Tamai a fare quel passetto? Adesso ti chiedo non da opinionista ma da dirigente del Tamai, è davvero quello che ogni tanto dice mister Tomei, è quel non volerlo fino in fondo che fa la differenza? Allora, il Tamai non si è mai nascosto, non è mai... Allora, bisogna capire che tipo di società è, non è una società da proclami, però il Tamai ha sempre detto che se questa squadra arriva prima, va in Serie D, senza fare proclami, senza potersi permettere di fare proclami, perché... non è nelle sue caratteristiche, ma perché non arriva prima? Perché queste le riassumiamo anche nella grafica, ma perché non riesce in quel momento a fare quell'ultimo scatto? Ci deve essere una motivazione. Noi abbiamo a che fare insomma con un budget che è il nostro e da lì non si scappa, no? E anche quando adesso vai a trattare alcuni giocatori è chiaro che magari fanno altre scelte per divergenze, diciamo, di vedute, ecco, mettiamola così. Okay. Poi ci sono le casualità. Nei primi 2 anni che abbiamo provato a fare qualcosa, abbiamo trovato Brian e Lignano, Brian e Chions, che erano 2 squadre fortissime. L'anno scorso dobbiamo recitare il mea culpa per tutto quello che è successo nel girone di andata. E quest'anno le ultime 2 partite secondo me sono state emblematiche che le cose a volte girano in un modo o girano in un altro, perché non di certo meritavamo di perdere con l'UFM e non di certo meritavamo di perdere domenica, bastava fare 2 pari ed eri là vicino. È vero che poi alla fine dei conti quando arrivi lì è così, però no, giochi la finale di Coppa Italia, sei in 13, ieri vai a giocare contro l'LME e praticamente hai metà squadra fuori e magari dovuto fare una grande partita. È difficile, a volte in tutto questo percorso, in tutti i nostri discorsi manca qualche virgola. Il discorso è sempre stato fatto molto bene, probabilmente manca qualcosa nella punteggiatura, ma io credo che il Tamai sia delle stagioni esaltanti. Quindi, correggimi se sbaglio nel dare questa interpretazione dopo la tua spiegazione, il Tamai costruisce una rosa di qualità per le sue potenzialità e anche capacità, perché con poco costruisce rose di qualità, gioca comunque sempre da protagonista e non riesce ancora a costruire completamente la rosa per decidere per riuscire poi a fare il salto definitivo. Gli manca ancora qualcosa per avere tutta la punteggiatura al suo posto. Sì, io guarda, lavoro al Tamai da 9 anni, per me il fuoriclasse di Tamai per costruire la squadra è Paolo Pegolo, perché veramente ha delle intuizioni e delle capacità nel scegliere i giocatori che io raramente ho visto in altri. Per arrivare in quel tipo di contesto, per fare l'ultimo passo, mi fai capire una questione di volontà, di budget, di equilibri, perché Brian Lignano, Chions negli anni
e adesso anche magari un LME spostano il livello nettamente. Massimo, c'è da dire che il Tamai è 30 anni che fa eccellenza e Serie D, ragazzi. Cioè, tanto di cappello, una società storica così, con il Verardo che è bravissimo. Io li conosco ancora dagli spareggi con Rivignano, famoso nei primi fine anni 90, e loro sono 30 anni che viaggiano su queste categorie. Però noi non stiamo facendo il racconto del Tamai che lo conosciamo e lo rispettiamo. Noi stiamo dicendo nell'analisi del campionato perché manca le occasioni. Quello è un altro tipo. Togliamoci il discorso del rispetto dovuto al Tamai e all'Everardo, alla storia. Analizziamo il campionato e le partite dei singoli campionati. È un tema, ma che penso sia giusto anche porlo, no? Soprattutto noi perdiamo adesso il campionato del Monfalcone, l'ho detto e quindi non devo ripetermi, è straordinario. Ma noi perdiamo 2 partite con Monfalcone quest'anno, subendo, penso, 3 tiri in porta. E noi avendo 3 volte le occasioni del Monfalcone. Quindi, e all'andata c'è stata un'autorete per sancire la vittoria. Al ritorno, insomma, eravamo lì, penso l'abbiate vista tutti, hanno fatto un tiro, noi abbiamo preso anche 2 pali. Cioè, a volte, anche la casualità, no? Voglio dire, dice, no? E ribadisco, non è questione di non volontà o di incapacità, è questione che a volte deve anche girarti. Noi probabilmente in questi anni, nel momento clou, ribadisco, finale di Coppa Italia, ci troviamo in 13. Ma infatti, può succedere, però poi se succede dimostrato con continuità, ti chiedi come mai non riesce a chiudere il cerchio. Tutto lì, insomma, una domanda che si può fare, poi non c'è una risposta neanche qua. Non riusciamo a sentirti bene, scusa Dea, vai un po' scate. Simone. Ma no, che secondo me adesso, lasciando stare la storicità, no, che è importante, 20 anni di D, ma poi da quando loro sono tornati in eccellenza, sono sempre rimasti di primo livello, ti aspetti un percorso comunque di crescita di nuovo, ti aspetti che tornino una squadra di primissimo livello, che almeno un anno partano come i favoriti, come può essere stato per il Brian, per il Chions, e invece loro, per i motivi che sono stati detti, che ha detto anche il Dea, non ti danno mai quella sensazione. Ma non la vogliono, no? Non la vogliono. Negli ultimi, da quando sono tornati in eccellenza, poi è chiaro, sulla storicità nessuno pensa che giù il cappello, tutti davanti a una società che insomma è stato punto l'anno scorso eravamo, dai Simone, un po' lo eravamo l'anno scorso. Assieme al Codroipo penso che fossimo le 2 candidate. Sì, è vero, l'altro anno forse sì, è vero, un po', è vero, l'altro anno è vero. Va bene, dai, comunque insomma, abbiamo fatto un piccolo repiego, sempre protagonista. Che comunque, per rafforzare quello che dice il Dea, io mi ricordo che all'inizio campionato, anche quest'anno, il Tamai era messa tra le potenziali vincitrici. Com'era quest'anno, era anche l'anno scorso. Un po' meno quest'anno, dai, quest'anno. Scusate se vi interrompo, io credo che quest'anno sia una squadra molto meno forte di quella dell'anno scorso, che grazie a un grande lavoro è diventata una squadra forte. Beh, bello anche che lo dici, insomma, Dea. Senti, mi dici le stelle allora? Ah, ok, allora le 3 stelle le ho date alle 3 triplette, no? A Rizzi del Riviera, a Levan del Corno e a Specogna del Martignaco, perché sono le triplette poi così importanti, vanno premiate. 4 stelle le abbiamo date a Ronchi, che si trova primo in classifica contro questa Super Maralese, e quindi complimenti a Bonopunto e ai suoi ragazzi che stanno facendo veramente un grandissimo campionato. 5 stelle Brian Vignano, ancora una volta giocano contro una delle forti del campionato e dimostrano che in questo momento non hanno paura di nessuno, e quindi ci togliamo davanti il cappello davanti a questa squadra. E questa settimana ho dato le 5 stelle superior a Alcantara e do questa motivazione. Un giocatore che è arrivato dal Veneto, che sembrava un po' in fase calante, che tutti quanti forse pensavamo che fosse venuto un po' a svernare, invece anche domenica in una partita difficile corre, combatte molto, molto meglio, non la qualità la conosciamo, ma è tutta la quantità che fa, che sta veramente entusiasmando. E io credo che abbiamo ritrovato un grandissimo giocatore nel calcio friulano. Ok, le triplette, guardiamone almeno 2, perché poi del Martignaco
la vedremo la tripletta di Specconia. Sì, è stato un tema, sono stati i bomber queste settimane, sono andati da fare tanti protagonisti e dilettanti. Leban fa 2 rigori su un campo pesante, il terzo gol è curiosissimo con l'assist, no, del campo, resta lì quel pallone e Leban è lì, 3 gol e ferma la Trieste Victory. Poi è stata la giornata di Rizzi del Riviera, guardate, un rigore, ma poi dopo lo ritroveremo perché questo è un gol assurdo dalla distanza, bellissimo, e poi anche il terzo gol, sempre nel primo tempo, va via di forza, arriva lì e batte il portiere. Riviera che tra l'altro adesso si andrà a giocare una partita molto interessante con la Torreanese in seconda categoria. Sempre di gol si parla, nominando il miglior giocatore. Cominciamo con le nomination, vediamo. Mi devo riallacciare su quel discorso, nel senso che voi poi avete preso Bolgan, che è un giocatorone, adesso avete preso Costa, perché lì vi mancava qualcosa, no? Tipo il Pordenone adesso lì ha Zorzetto e Toffoli che sono a 25 gol e può essere una cosa che in questo momento hanno in più di voi. Potrebbe essere. Cioè in questo momento... Sarà soltanto poi il campionato che dirà. No, ma dico il tema attacco. Se non hai l'attacco è difficile vincere le partite poi alla fine, perché tu puoi avere una grandissima difesa, ma se non fai gol poi alla fine fai sempre 0-0. E quindi con il 0-0, con i pareggi, tu non vinci i campionati. Quindi bisogna vincere. Difatti io al mister nostro gli ho detto che può perdere ancora 2 partite, non gli ho detto che deve pareggiarne 5. No, perché nel migliorare la squadra dell'LME c'è stato anche questo importante passaggio, no? La scelta, ok, su Zucchiati l'abbiamo capita, perché poi la società fa una sua analisi tecnica e ci mancherebbe. Aveva Pluchino anche, quindi poi è dovuto andare a migliorare e a trovare... In questo momento mi sono legato perché Toffoli, Zorzetto, ragazzi, bisogna anche andare a vedere chi ha i migliori anche là davanti. Zorzetto è stato fuori credo un paio di mesi, adesso sta facendo gol. E Toffoli secondo me gli gira tutto bene, perché basta che calci in porta e fa gol in questo momento. Però sai, ci sono momenti del campionato che le cose vanno tutte bene. Sì, però anche Toffoli lo abbiamo un po' ignorato, Fornasiere. No, infatti stasera, senza che tu lo sapessi che tu lo nominavi, l'avevo pensato anch'io, perché nelle ultime partite è stato decisivo, a parte che è un Pordenone che le ultime 3 o 4 partite ha fatto 17 gol, quindi impressionante, che ne ha fatti 3, 3, 6 sì. Però non è nuovo, perché ad esempio lui è un 2002, lui ha fatto un biennio alla Careni Pievigina con 19 gol in eccellenza comunque, no? 12 nello scorso campionato, ha avuto un bel percorso, ha fatto lì a Piave, Dolomiti Bellunesi, Liventina, ha già fatto il Pordenone Primavera, il Chievo Verona, insomma... No, un giocatore in questo momento è quello che sta trascinando il Pordenone. È un ottimo giocatore, secondo me. Beh, insieme a Zorzetto anche. Sì. Però Zorzetto, sai, ce lo aspettavamo l'altro anno forse il Dea non lo vuole dire o non può dirlo, o magari ce lo dice. Gli è mancato, è stato quello che gli è mancato. Sicuro. Toffoli in stato di grazia, Dea, e il Pordenone in stato di grazia, però lui è un tema. Sì, diciamo che finalmente dopo tanti giri il Pordenone continua a giocare con una formazione tipo, diciamo, no? Perché anche lì davanti si alternavano troppo e non riuscivano a trovare continuità. Adesso ha trovato veramente un'ottima coppia, perché tra altre cose Toffoli, oltre ad essere uno che fa gol, è uno che si sbatte molto, quindi è uno che è reparto. E quindi è uno giusto per Campaner. Scusami, non ti ho sentito. È uno giusto per Campaner. Sì, no, attenzione, Pordenone sta facendo ottimo calcio ultimamente, quindi sì, non è più giocare solo sulle seconde palle, stanno giocando a calcio molto bene, anche il fatto di avere Criaco davanti alla difesa che gli dà i tempi di gioco. Anche Criaco, anche Criaco, sì, occhio. Molto, molto importante, ottimo giocatore, ma devo dire che Toffoli è un'ottima scelta. Senti cosa ha detto Salvador del Pordenone di mister Campaner, con cui ha vinto il campionato di promozione a Fontana Fredda domenica da tutto campo. Sentiamo un estratto di Salvador.
Mi ricorda un po' la cavalcata della promozione del Fontana Fredda, in cui eravamo tanto indietro, poi abbiamo trovato quella quadra, tutti che eravamo alla stessa parte, squadra forte e Cosa dà bravi. lui? Cosa dà Campaner? Qual è la forza delle sue squadre? Bah, secondo me è bravissimo nella gestione anche nell'alternare certi giocatori, comunque tutti e due magari hanno un ruolo uguale, che però possono giocare tutti e due, magari pretenderebbero di giocare. Lui sa comunque far sentire importante anche chi magari sta fuori 3 partite di fila. Ci ha dato una bella lettura su anche una questione di gestione, anche di mentalità. Dimmi. È vero, adesso che ho sentito Salvador, è vero che lui a Fontana Fredda l'anno che ha vinto era partito male, poi cavalcata. Sta uscendo, cioè è partito il Pordenone, sta bene, c'è il Pordenone. Abbiamo parlato dell'LME, c'è ovviamente l'UFM, Muggia no però 0-0 in casa, troppo poco. Domenica gioca con noi, poi vediamo. Lì ne parliamo domenica. Come il Pordenone va a Chion, secondo me non sarà facile neanche per il Pordenone a Chion domenica. Abbiamo detto che è un bel febbraio, perché anche domenica Chion Pordenone. Monfalcone dove va? A Fiume, non è facile neanche a Fiume. Una delle due che ha perso. Una delle due che ha perso, esatto. Sì, domenica l'andata fu il primo gol preso, la prima sconfitta. Proprio di Salvador. Toffoli, me lo passate? Sì, perfetto, bene. Miglior giocatore Toffoli. Vi propongo invece adesso per la miglior squadra. Abbiamo parlato molto di eccellenza, ma vi porto in promozione il Martignaco. Guardate che numeri ha in casa, ha battuto la Buiese. Sarebbe secondo. Ma i campionati si giocano in casa e fuori. Sì. Capito, vabbè. Però 24 punti. Bravi, in casa bravi. Domenica contro la Buiese è una bella vittoria, anche perché sono andati sotto 2-1, l'hanno ribaltata bella, ma però mi permetto di dire che i campionati infatti sono a poco sopra i play-out. Perché in questo momento sono fuori play-out, ma calcola che il Corno ne deve recuperare uno. Quindi i campionati bisogna cavar fuori qualche punto anche fuori casa. Sì, però la vittoria con la Buiese è una vittoria seria. Una bella vittoria. Più c'era questo dato, a me piaceva, volevo sottolinearlo. Quindi cosa mi propone? No, io ti propongo invece, guarda, una doppia chance, poi ti dirò anche quella preferisco dei due. Io calo ancora in categoria, in prima categoria girone A, perché se è vero come è vero, abbiamo parlato prima a telecamere spente, insomma, che sono tutte lì, ma un girone da 14 squadre, questo impone, no? Più o meno, a parte quella che magari corre davanti, ma in quel girone non c'è nessuna perché l'Union Pasiano si è fermata. A me piace pensare a Ragogna e Valvasone, che a fine andata erano staccatissime, sembravano praticamente retrocesse. Girone di ritorno, 6 punti tutte e due. Il Valvasone domenica va a vincere a Cordenons, che era una squadra che guardava addirittura là davanti, e il Ragogna, e ti dico Ragogna in questo caso, batte il Tagliamento in un derby, con un Tagliamento che se avesse vinto sarebbe andato clamorosamente prima, l'abbiamo sorpreso. L'abbiamo mostrata. Sì, lo so, c'era l'amico Gabriele Magrini, ho visto i gol. Quindi io Ragogna. Vorrei votare tutte e due perché anche il Valvasone sta facendo. Però la vittoria del Ragogna in un derby contro una squadra che poteva andare prima mi è piaciuta. Mi piace. Qui mi dovete aiutare, Sebastiano. Sì, dai, Ragogna, dai, anche secondo me, perché veramente davano per spacciata. Deportivo. Io condivido la sua scelta. Deportivo. Ha fatto un ottimo risultato secondo me a te. Però tenetelo in stand by perché io vi propongo il miglior allenatore che tra l'altro ha un passato con l'LM. Candon. Un po' favola in promozione, possiamo finirla. L'altra ragione Paolo è?
un altro, te lo dico io questo, un altro non va è l'Azzurra, erano primi in classifica, battono il Teor e no, non va. Sono crollati nettamente. Sarebbe da analizzare... il Presidente l'altra volta l'abbiamo sentito, però adesso è difficile anche... Sì, non è proprio una crisi solo di risultati, è qualcosa di più, effettivamente, bisogna capire. Però Candon, che è stato, insomma, Alessio ci ha lavorato tanti anni... E volevo chiedere, qual è la forza, qual è il suo pregio? Beh, intanto è una persona molto riflessiva in quelle che sono le sue valutazioni ed è una persona che non sente particolarmente le partite, quindi riesce a trasmettere la sua serenità ai ragazzi, soprattutto se ha delle squadre che magari non sono favorite, riesce secondo me a tirar fuori qualcosa in più da un certo tipo di giocatori. E poi secondo me legge molto bene le partite. Se deve mettersi a 5 dietro per difendere un risultato lo fa senza porsi nessun problema, quindi secondo me punta molto l'obiettivo che ha. Lui l'altro anno ha vinto il campionato con la Fulgor, no? Sì, lui ha fatto il percorso. L'Oltre che c'eri anche tu, Alessio, no? Appunto a Fulgor, adesso sta facendo, ha sempre fatto bene, perché con le ha fatto bene anche con noi, siamo andati allo spareggio. Sì, abbiamo battuto Monfalcone e abbiamo fatto lo spareggio col Flaibano. Sì, che poi voi siete arrivati, io c'ero a Casarsa quel giorno con Flaibano, voi eravate a pezzi, no? Presso, mi ricordo, avete perso. No, lì il problema, noi abbiamo perso quel campionato lì, sai quando? Noi come si chiama? Devo giocare il Carlino adesso. Sevegliano, l'ultima partita, ha pareggiato con noi al 93esimo, perché noi siamo andati là senza giocatori, e ha pareggiato al 93esimo, e questo ci ha costretto a fare lo spareggio con Monfalcone, perché altrimenti noi saremmo andati in finale diretta, saltavate un turno, e quindi probabilmente giocando in finale diretti secondo me non avremmo perso. Ecco, questo purtroppo lì abbiamo perso. Comunque su Casarsa quell'anno. No, Rive Flaibano, che aveva cambiato, era entrato Coccetta, no, al posto di Sante Bernardo, fa la rincorsa a Martignaco. Non ha giocato a Martignaco la finale. A Casarsa, che ha fatto gol cabine, il primo gol. A Martignaco quel Rive perde, mi pare, 4-0 col Martignaco e lì mandano via. Ok, vabbè, siamo andati un po' indietro, facciamo ordine. Per quello mi ricordavo Casarsa, qualcosa. A Casarsa in quel campionato che sta facendo riferimento il Presidente ai playoff, salì poi appunto Rive Flaibano, in riferimento alla stagione di Candon, che adesso sta facendo benissimo, è in zona playoff con il Deportivo Junior. Tra l'altro Deportivo Junior già premiata miglior squadra in uno dei nostri mesi, quindi per quello non vi passo il Depo, mi terrei Candon e a questo punto va bene, dai. E andiamo con Ragogna? Sì, va bene, anche col Martignaco. È una passa. Dai, via, votazione, Ragogna o Martignaco? Ragogna 1. Martignaco 1. Ragogna. 2 Ragogna. No, Ragogna, dai. Ha vinto Ragogna. Martignaco. Dopo che l'hai proposto. Niente da fare, Martignaco non mi passa stasera, Ragogna, anche lei è d'accordo con me. Quindi abbiamo una nomination in eccellenza, una nomination in promozione e una nomination in prima categoria. A proposito di allenatori, non ha certezze quest'anno in panchina l'Union Pasiano. Franco Martin, Milvio Piccolo, Franco Martin, servizio riepilogo di questi mesi. La voce è arrivata che è un mister Franco Martin che poteva fare quasi un passo indietro. È vero? Vedete queste immagini che sono appena passate? Sì. Quando lui si agita, lui è il giocatore migliore che abbiamo in rosa. E dopo cabine il presidente Gobbo perde un altro elemento fondamentale della sua rosa, definito appunto il migliore a disposizione, mister Giulio Franco Martin. Anche se sono presente, lo dico in maniera molto trasparente, Pasiano in questo momento aveva una situazione molto difficile. E il Pasiano del presidente Gobbo, dopo le difficoltà, riparte, vince, impatto subito, decisivo di mister Milvio Piccolo. Dobbiamo fare un passetto alla volta e dopo a dicembre vedremo come siamo presi, dove siamo messi. E i conti invece arrivano a gennaio con 2 sconfitte consecutive. Il presidente esonera Milvio Piccolo e si affida al ritorno di Giulio Franco Martin. Che stagione strana per l'Union Pasiano, andata 2 giornate con Franco Martin e poi arriva Piccolo, ritorno 2 giornate con Piccolo e ritorna Franco Martin. Per vincere questo campionato diventato difficile, eppure il Pasiano ancora primo e il cerchio in qualche modo si può chiudere.
Gobbo ha optato per una sorta di par condicio del campionato, no? Un girone a testa. Esatto, sfasato, ma un girone a testa. Ecco, è un po' strana come situazione, però vi chiedo, a un certo punto, visto che ne parlava il Presidente delle decisioni, a un certo punto, se vedi che bisogna fare una cosa anche che vista da fuori può apparire strana, si fa. Ma certo, se un presidente o una società è convinta di cambiare un allenatore bisogna cambiarlo, insomma, ecco, poi comunque sono i tecnici che poi consigliano il presidente se cambiarlo o meno poi alla fine, no? Certo. Qua il presidente ha avuto la sensazione che bisognasse intervenire di nuovo. È certo che la curiosità è che Franco Martin sembrava appunto non volesse una pausa. Se l'è presa, adesso bisogna vedere se torna quel Franco Martin. Soprattutto perché noi abbiamo magari anche criticato il presidente Patto, è primo in classifica anche lui, Cioè, quindi un altro o no, perché bisogna andare a cedere quel che dice. Certo. Ha cambiato allenatore da primo in classifica. Non vorrei tornare su cose del passato, è un primato leggermente diverso. L'abbiamo cambiato anche noi come un pelino più sostanzioso. Però ha cambiato allenatore primo in classifica. Primo in classifica, però appunto ha notato che queste due sconfitte avevano minato. Però secondo me bisogna essere dentro, come dice il Presidente, perché bisogna capire, perché noi qua guardiamo, magari leggiamo il risultato la domenica sera, il giornale il lunedì mattina, no? Esatto. Poi bisogna vedere quello che un presidente capta di un allenatore. No, è un caso curioso, non l'esonero in questo caso di Emilio Pio, anche se fino a dicembre i conti tornavano, no? Erano andati primi. Poi lì c'era anche il successo Cabine, no? Che è andato via. È stata una stagione complicata. Cioè, hanno avuto un po' di vicissitudini un po' strane, no? E sono primi, pensa se la stagione andava lì. No, dicevo, la curiosità è il fatto che ritorni sul mister che aveva detto mi fermo e avevi cambiato. Quello è un po' curioso, Sì, no? certo. È da capire come... Probabilmente non gli sono piaciute certe cose, probabilmente in questo periodo, quindi ha deciso di tornare allenatore presidente, perché questo serve anche magari per dare degli stimoli di più ai giocatori, perché magari sono seduti, non rendono più come prima, quindi ci sono tutta una serie di cose, poi magari ci sono delle cose all'interno della società che da lì fuori... No, quelle non possiamo sapere, noi possiamo solo in questo caso guardare da fuori. Quello che è certo è che il presidente Gobbo vuole salire ed è intervenuto perché in questo momento crede che lì sia la soluzione per riprendere in mano un campionato che hanno ancora in mano e non devono rischiare di perderlo. Ma anche perché la squadra l'avevano costruita con Franco Martin, giusto? Cioè le scelte, no? Per cui conosce i giocatori, no? E poi lui è uno tenace, sanguigno. È una buona squadra. Dea, ti ha incuriosito questo ritorno di Franco Martin? Insomma, i due... Insomma, con Giulio ho vissuto un'annata eccezionale, è stato il mio centravanti a Zano l'anno che abbiamo vinto la promozione, giocatore strepitoso, ti auguro il meglio. Mi dispiace per Milvio che è un'ottima persona, ma è chiaro che il segnale del presidente è inequivocabile, vuole vincere, appena visto che la situazione magari gli era un po' sfuggita di mano ha fatto un cambio. Sì, incredibile, non avrei mai pensato, mi ha sorpreso. Due sconfitte. Ma perché ti ricordo, io avevo detto proprio, allora avevo detto che il Presidente aveva trovato la figura giusta, quella che si era integrata, e poi di nuovo si è ritrovato a febbraio praticamente a dover gestire questa cosa. Vedremo sabato in anticipo subito le prime risposte contro la Spal Cordovado che in quel girone lì sta facendo molto bene. C'è Spal 1, avevo visto che la Spal giocava in anticipo, non avevo visto con chi. Bella. Bella. C'è un'altra società che quest'anno ha fatto un cambio di panchina, insomma, che ha fatto discutere, il Centro Sede Natisone. Sabato la partita Teor pareggiata, si è un po' tornati di riflesso nell'argomento, un po' non so come leggete le dichiarazioni di Gerli, e poi il presidente Todone è tornato sul tema con questo paragone sull'andata e guardando al futuro. Una sorta di punto su questo tema, sentiamo le dichiarazioni. E adesso in 5 partite utili consecutivi abbiamo fatto bene, direi, con 3 vittorie e 2 pareggi a Corne qua e 3 vittorie vicino, quindi sono buonissimi punti, media superiore all'andata.
questo è un dato. Sì. Che lo dici per fare qualche riferimento? No, non faccio nessun riferimento, siccome sento sempre dire Jimbo qua, Jimbo là, sono incappato in 3 giornate sfortunate dove ho perso per diversi motivi, è giusto anche dire i meriti dove sono. La squadra in questo momento ha un numero superiore a quello dell'andata. Cioè l'esonero di Monorchio, scusami, è stato molto visto in maniera molto negativa, con molti commenti negativi che mi hanno fatto molto male, dicendo che la società non c'era, non capisce un cazzo, scusami del termine, che ci dobbiamo dimettere perché un mister che ha perso 2 partite in un anno non meritava l'esonero, però io guardo anche i pareggi. Preferisco perdere una partita e vincere l'altra che non fare 2 pareggi, vuol dire che hai un punto in più e forse magari qualcuno questo non l'ha capito. Però Presidente, devo dirtelo, oggi è un pareggio. Oggi è un pareggio, ma devo dirtelo che mi sta bene, perché venire a Teor sai che non è facile, poche squadre hanno vinto Teor. Noi ci teniamo questo pareggio e guardiamo domenica prossima e continuiamo il nostro percorso che è molto positivo. Sono sicuro che faremo un grande campionato. Cosa pensi di questo? Penso che siamo una regione piccola, ci conosciamo tutti. Appena è subentrato Gerli, tutti, come dice Todone, tutti hanno criticato, tutti dicevano ecco è arrivato Gerli, ha mandato via un allenatore che aveva perso 2 partite, queste ne ha perse 3. Dice la verità Todone. E chiaramente si sono tolti l'uno e l'altro un sassolino dalla scarpa, cioè non nascondiamoci. Dopo un pareggio importante. Dopo un pareggio importante avevano fatto, ma è un pareggio importante perché io stesso avevo detto attenzione, l'avevo detto anche a Gerli che ho visto anche stamattina. Vi vedete spesso. Il martedì mattina andiamo sempre a bere il caffè insieme. Ecco. Gli avevo detto attenzione perché tu hai fatto 2 vittorie contro le ultime 2 della classe che meritano il massimo rispetto, però si potrebbe pensare che non so. Però invece il pareggio di Teor. Il ritorno sono 2 vittorie che punto. Io il ritorno anche se sono ultime sono 2 vittorie. Sì, però sì è vero, però il Maniago sono obiettivamente un po' in difficoltà, no? Pareggiato con la Piano. Sì, pareggiato, però vabbè, proprio per classifica dicevo questo. È chiaro che si sono tolti un sassolino dalle scarpe tutte e 2, dai. Il riferimento di Gerli è evidente. Ma è evidente, ma lo dicevano tutti. Ho io dei messaggi nel telefono, ti faccio vedere, di gente che mi scriveva ste cose, quindi... Gerli non era già come Monorchio, non era già dentro nella società. Gerli aveva un ruolo in società. Aveva un ruolo in società, quindi di fatto conosceva la squadra, non è che andava... Difatti forse quella è stata la cosa che sembrava più strano, no? Perché proprio Jimbo, essendo già dentro in società, esonera un allenatore, subentra lui. Sì, era quello più che altro. Il Presidente è andato dritto, come prendersi anche una sorta di rivincita, insomma, anche se il conto è dopo il caffè, e quindi il caffè dobbiamo ancora arrivarci, come ci insegna il DEA. Siamo distanti. Però scusa, la frase più bella del DEA tu non l'hai detta stasera, quando disse prova ruba Mazzetto. Prova ruba che loro Mazzetto, non la sanno, ma noi 3. Il DEA me la disse dopo una partita a Briscola col Pilo, Renzo Cristofori, direttore sportivo, e non gliela perdonai, infatti dopo l'ho sempre criticato ogni passo falso nella sua illustre carriera. No? Comunque a livello di promozione in realtà tutte il centroserie come la Buiese come il Deportivo hanno un'opportunità enorme perché insomma le promozioni quest'anno sono 3 e si pensava che l'Azzurra poteva essere probabilmente una delle prime 2. Potesse essere il Casarsa, no? Di adesso l'Azzurra. Sì, esatto. E quindi mette in gioco un posto che dà accesso all'eccellenza. Mi pare che un posto in realtà lo dà accesso alla Coppa Italia. Certo. Attenzione al Corno, perché il Corno è partito male ma è una rosa molto forte secondo me, soprattutto in cosa offensiva. In Coppa anche l'altro anno sono arrivati in fondo, l'hanno vinta, anche secondo me, occhio al Corno che se mi auguro di no per loro, non vanno ai play-out con la Coppa possono... Ma proprio seguendo quello che ha detto Battisti, il Todone guarda, se Todone dice io ho fatto delle scelte, mi sono preso le mie responsabilità, ho giudicato i risultati, comunque da Presidente, perché l'obiettivo è quello. Ma hanno una buona squadra comunque, mica una squadra scarsa. Adesso hanno Sokanovic.
Ma se sta bene può essere un anno in più. Ultimamente non sta molto bene. Sì. Deve star bene, sicuramente. Sì. Comunque, tanti gli argomenti che d'altronde siamo a febbraio-marzo è il momento clou e stasera li abbiamo voluti approfondire davvero tutti, però per chiudere, rilassarci dopo tante discussioni di ogni tipo, ci godiamo gol e parate, quindi miglior gol Pneus Friuli, vediamo. Guardate. Questo è Rizzi, l'abbiamo già visto. E a me dovete sentire dal video, qua non si sente il rumore. La botta, no? È all'incrocio, È all'incrocio. La Veo fa fatica a seguirlo. Poi questo è bellissimo. Bellissimo, il gesto acrobatico, è bello, guarda la coordinazione di Palmieri. Del Vivai Rausedo Gravis, bellissimo, sono bellissimi tutti e tre. E poi De Anna. Anche questo. Gol pesante, importante, Atamai, sono bellissimi. Davanti anche, C'è il muro davanti lì, Cioè, capite perché questa trasmissione deve piacere comunque? Ovviamente non perché ci sono io che non posso piacere, ma queste cose qua sono belle. No? Questi gol sono belli. Questa settimana, proprio mentre abbiamo lavorato, pensate, vi dico, 20 partite ieri, 20 partite. E vedere poi questi gol diventa divertente, passi la giornata veramente divertente. Allora, dobbiamo votare. Partiamo dal Presidente. Per me è scontato De Anna. Giusto. Scusa. Potevano. Sì, dipende, secondo me tante volte dipende anche dal contesto, nel senso che Tamai lo stadio era pieno, la partita era uno scontro diretto, era una seconda contro terza in eccellenza, che è la categoria principe del nostro campionato. Secondo me fare un gol così in una situazione del genere ha un coefficiente di difficoltà superiore. Quello sì. Allora, De Anna lo consideriamo 2 voti o uno solo? Voto LME. Andiamo con gli opinionisti però. Guarda, io ti dico, chiedo scusa sia a Palmieri che De Anna che hanno fatto 2 gol stupendi, ma io voto Rizzi. Bellissimo, mi piace anche a me. Seba. È difficilissimo, cioè mi impegnate, ma questo qua secondo me, come dicevano il DS e il Presidente, qua è un gol strepitoso. Tutti e tre, perché premiarli sarebbe giusto premiarli tutti e tre, ma per l'importanza di categoria e della giocata, dico del muro che aveva davanti, aveva un muro davanti. De Anna? Sì, assolutamente. No, io non ho dubbi, Palmieri, mi piace troppo. Dea? Guarda, è votato Rizzi, ma assomiglia tanto troppo a gol di Rossi della settimana scorsa. E quindi sarebbero 2 gol uguali, non me ne voglia. Io voto De Anna perché... Tanto controllo orientato di altissimo livello, era di esecuzione con Brusin che sta andando a impattarlo benissimo perché Brusin ha fatto quello che doveva fare. Questo è veramente un grande gol. Bello. Vince De Anna. Ma mandatemi al nodo poi i giocatori. Perché poi vi allenate, dategli uno sconto quando vede lui. Tu che non posso vedere anche di mandare al nodo i giocatori. Allora, chi avrei votato? Non lo so, io avrei votato uno tra Rizzi e Palmieri invece. No, De Anna è vero, ha ragione Dea, al controllo orientato. Lo sposta subito, capito? È da giocatore vero, controllo orientato. E poi, miglior parata, difficoltà anche qua, Stacchetto. Qui abbiamo Miani contro l'Azzurra, giorno del suo compleanno, si supera. Doppia parata. La rivediamo, colpo di testa. Ben posizionato, poi va a riprenderla. Si disperano tutti, bianchi e blu, hai visto? Sì, belli. Qua abbiamo Peressini, l'occasionissima del Tamai, palla che ritorna in gioco,
Guardate dove va a attaccarla Peressini. Attenzione, il video è da un'angolatura. Ne ho parlato con Peressini di questa parata. Mi dice anche, occhio che era distante da me. C'è anche una distanza da andare a colmare. Secondo me la seconda parata di Peressini era più distante, è stato molto bravo, secondo me. E quella è una grande... Anche quella e Sorchan, altro grande portiere di questa eccellenza. Con Peressini stavolta però, visto che c'erano 2 grandi parate, l'ho scelta con lui. Gli ho chiesto a lui, dimmi quale mettere. E mi ha indicato questo. Una grande parata. Che bellissimo. Ha chiuso lo specchio della porta. E quindi è un altro giocatore dell'Elemè in gara. L'Elemè è già capitato che facesse un play una sera, con gol e parata, mi pare. Vai. Posso dire una roba veloce prima di votare? Con la Juventina. Ah, ecco. Vedi, questo dimostra, cioè, protagonisti davanti, protagonisti col portiere. De Anna e Peressini. Peressini con la Juventina. Comunque le prime 3 della classifica hanno i 3 portieri che hanno portato 7, 8, 10 punti. È un dato di cui non parliamo mai. È vero, verissimo. Sorchan e Meneghetti soprattutto. Meneghetti per me ha portato 10 punti al Pordenone. Anche Sorchan. Sorchan uguale. Fortissimo, ma questa è una bella parata. Poi magari i video non riescono a dare l'impatto giusto, magari dal vivo. Io ero lì, l'ho vista dal vivo. Ti ha dato ancora più... Ero con Falletti, con Zuppichini, portiere, preparatore portieri. Falletti, il papà del giocatore che è preparatore Sant'Andrea, mi ha detto, credimi che questa è una parata difficilissima, perché la palla scende morta e lui fa un movimento, mi dice anche lui, proprio col corpo in maniera... Messo malissimo, era stato bravo. Sì, Peressini è molto bravo perché li calciano 2 volte in porta e para, perché non è facile, capisci? 2 tiri in una partita. È quello un bel attacco palla. Barlocco, da esperto, Peressini, Barlocco ha parlato, però non basta. Seba. Anche questa... Dico Peressini perché per omaggiare l'Avrian Mortean. Dea? Sì, anch'io Peressini. Successore, Fornasiere? No, Sorchan. La risposta mia è scontata, è Peressini. Sì, anche secondo me. Che comunque io di Peressini... Ha fatto 2 belle parate. Vabbè. La partita contro il Fagagna la vincono 3-0, ma sullo 0-0... 3-1, sì, scusatemi. Tiene una palla a 3 minuti dall'inizio su un tiro... Per me è già tanta roba. Scusate, stiamo parlando di uno che ha fatto la D, che ha vinto campionati, non stiamo parlando che ha messo me in porta là. Scusate, e che persona? Anche. E che persona? Una grande persona. Un ragazzo molto serio. Questa guarda. Mi dispiace un po' per Sorchan. Comunque, LME, avete vinto tutto. Grazie. Non vi resta che mandarli al nodo. Che mandarli al nodo. Beh, complimenti, insomma. Grazie comunque. Spero vi siate divertiti nella nostra puntata. Noi chiudiamo parlando di una cosa molto importante. È stata presentata in Regione l'iniziativa Vinciamo Insieme. C'eri anche tu? Sì, ero presente anche io all'ospedale. È una bella iniziativa. Se vuoi aggiungere qualcosa, visto che c'eri. Ma è una bellissima iniziativa, insomma, che c'è già che ci sarà anche al Burgo Garofalo, oltre che all'ospedale di Udine, oltre che al Cro di Aviano, e che si somma ad altre iniziative del tutto uguali, insomma, che c'è anche in altri ospedali italiani, quindi con l'appoggio della FIGC regionale, di Hermes Canciani in primis della FIGC regionale, e alla presentazione ci verrà la presenza anche del presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Sì, lo sentiremo. Questo per far capire che il mondo del calcio regionale fa questo, fa territorio, fa socialità, fa inclusione, è una risorsa che abbiamo. Se riusciamo a far divertire per qualche ora un bambino ammalato in ospedale, dobbiamo premiare miglior gol, miglior tutto, no? Su questo non il premio migliore. Il premio migliore. Quindi ha vinto tutto l'LME, ma stasera in realtà vince questa iniziativa. Io ringrazio il Presidente Pattaro, grazie Presidente, Alessio Battisti, grazie ai miei opinionisti, Barlocco, Seba, Fornasiere, grazie Dea. Ciao, buonasera. Ciao, grazie Pietro Piccini e Giancarlo Ceranti in regia, servizio finale con Stefano Giovanpietro.
È stata presentata l'attivazione del progetto Vinciamo Insieme in Friuli Venezia Giulia con l'apertura di 3 hub all'interno di strutture sanitarie del territorio regionale Udine, Aviano e Trieste, 3 eccellenze della sanità in regione. L'iniziativa rappresenta un modello innovativo di inclusione sociale che utilizza lo sport come strumento educativo, relazionale e culturale, capace di generare partecipazione, prossimità e senso di comunità. L'inclusione nei percorsi di cura delle persone è un fatto estremamente importante vivendo in una società di cronici. Il miglior ospedale è quello che assomiglia meno a un ospedale, è anche vita, altrimenti ci releghiamo le risposte alle persone ad una condizione di sopravvivenza. Quindi noi abbiamo accolto con favore questa proposta che ci arriva dal Presidente Abete e dal Presidente Canciani e crediamo che sia soltanto la prima. Vinciamo Insieme nasce da una visione chiara, l'inclusione non come dichiarazione di principio ma come pratica quotidiana, verificabile. Il progetto mette la persona al centro e lo sport, anche digitale, diventa così uno spazio di relazione, di incontro e di riconoscimento reciproco. E dà merito appunto all'organizzazione del calcio locale, all'organizzazione del calcio dei dilettanti per aver portato avanti un'iniziativa che permetterà di regalare gioia e spensieratezza a tanti ragazzi e ragazze che sono impegnate in cure in queste strutture. Presidente Abete, oggi testimonianza importante della vicinanza della Lega Nazionale Dilettanti per l'inclusione alle persone ovviamente che sono meno fortunate. È un progetto che è molto interessante, che coinvolge 3 realtà ospedaliere della regione molto importanti. Sì, 3 realtà ospedaliere importanti, a Udine, a Trieste, ad Aviano, e quindi realizza quella che è la dimensione di un calcio virtuale che non è solo in qualche modo la realtà alternativa, voglio dire in termini di integrazione rispetto al calcio giocato, ma in questo caso è l'unica realtà possibile per fare comunità, squadra, competere, divertirsi e quindi superare anche momenti difficili. Quindi il progetto Vinciamo Insieme nasce all'interno di una dimensione che oggi il digitale, il virtuale ha nel nostro paese. Noi lo finalizziamo a una dimensione sociale importante perché cerchiamo attraverso il progetto Vinciamo Insieme di portare questa realtà in realtà in cui non si può fare il calcio giocato per motivi collegati alla salute dei ragazzi, delle ragazze, delle persone che stanno vivendo un momento difficile della loro vita e che quindi devono sentire anche all'interno di un momento difficile il fatto di poter vivere la dimensione della relazione con l'esterno, del gioco e del divertimento al loro interno. Come Lega Nazionale Dilettanti, insomma, rappresentate il cuore pulsante, davvero numeri impressionanti sono quelli dell'attività calcistica dilettantistica, com'è il bilancio, com'è la prospettiva? Sono numeri importanti perché parliamo di 1.100.000 tesserati insieme al settore giovanile scolastico, di 11.000 società, più di 60.000 squadre, 580.000 partite ufficiali. E sono numeri importanti perché teniamo conto che il Covid in qualche modo aveva azzerato la possibilità di stare insieme, di giocare, di fare competizione, quindi siamo ripartiti post-Covid con uno spirito positivo e abbiamo avuto dei risultati positivi perché c'è la voglia di stare insieme, c'è la voglia di giocare, di divertirsi e di fare competizione. Oggi peraltro la Lega Dilettanti è un contenitore più ampio perché con il decreto 36 e quindi con la riforma dell'ordinamento sportivo del 1° luglio 2023 abbiamo anche dei contratti di lavoro autonomo all'interno del mondo dilettantistico. Questo vale in particolare per la Serie D, per l'eccellenza, per le categorie apicali della Lega Dilettanti, però abbiamo più di 40.000 contratti e quindi persone che regolarmente hanno un contratto per svolgere attività all'interno della Lega Dilettanti, però la gran parte rimane quella dei volontari e quindi è la dimensione del divertimento, dello stare insieme, del fatto di mantenere comunità all'interno di territori che alcune volte soffrono del fatto della crisi demografica e quindi si spopolano e quindi mantenere viva una fiammella di rapporto e di identità col territorio e di gioco insieme è un fattore anche sociale importante per lo sviluppo dei territori.